Come è iniziata questa passione, che poi è una passione che poi mi porto dentro da anni ormai? Ero piccolino, mi ricordo che andavo con mio nonno al parco giochi, mi portava sempre nel parco giochi sotto casa e mi ha raccontato questo aneddoto che è molto divertente, che praticamente io stavo tutto il giorno con la biciclettina a correre nel parco giochi, a fare la garette con i bambini e piegavo con questa bicicletta finché praticamente cadevo e dopo tornavo sulla bicicletta e continuavo a correre, continuavo a cadere, continuavo a salire, continuavo a cadere. Passavo praticamente tutti i pomeriggi così con mio nonno, quindi è anche diciamo, grazie a lui che posso dire che è nata questa passione in me, diciamo. Ciao ragazzi, mi chiamo Luca Tommasini, 32 anni, sono un ragazzo di Udine, abito qui a Udine, nato qua, ho mamma nata a Udine e papà invece è nato in Croazia, quindi sono mezzo mezzo, per quello poi mi avete visto correre nel campionato croato. Mi ricordo che contavo ogni giorno fino ad arrivare ai 14 anni per poter avere il motorino, infatti già a 13 anni sono riuscito a farmelo comprare dai miei genitori e lì ho iniziato a metterci mano, a elaborarlo, ad andare in giro e mi ricordo proprio quando andavamo con gli amici all'Otto Friuli, che una volta si andava tutti là a correre prima che ci fosse il Cittafiera, e organizzavamo queste garettine clandestine, tra virgolette clandestine, ragazzi che correvamo con i motorini e facevamo le garette. Chiaramente c'avevo il motorino un po' preparato, chiaramente c'avevo il cilindro, il variatore, la marmita e tutte le robe che servivano. A un certo punto niente, ero per strada che viaggiavo e mi ha fermato la polizia, i vigili municipali per strada con l'autovelox a 67 all'ora ero. Praticamente quella volta lì mi è arrivata una multa da 8 milioni, perché questi qua praticamente mi hanno detto, visto che vai a 67 all'ora, questo non è un motorino, ma è una moto, tu hai la patente per guidare la moto? Cioè, no, il motorino, che è la patente, 1,5 milioni di multa. Hai la targa per la moto? È un motorino, non c'è la targa per la moto, altro 1,5 milioni. Hai l'assicurazione per la moto? No, c'è per il motorino un altro 1,5 milioni. Quindi praticamente lì è stata la mia prima bastonata e ho capito che per strada è meglio evitare di correre, di andare e da lì insomma mi è nata l'idea di andare in pista. Subito dopo diciamo, il motorino, la passione delle corse, delle gare era forte, mio papà mi ha dato una mano e non ho iniziato subito con le moto, ma mi sono fatto 2 anni di go-kart, correndo a Clenia. Il primo anno chiaramente è stato un anno di prova, ma già il secondo anno di gare con i go-kart è andata bene perché ho vinto il campionato friulano. L'anno dopo volevo sì continuare a correre, però i soldi erano quelli che erano, c'erano delle difficoltà in famiglia, quindi lì ho dovuto abbandonare diciamo, il mondo dei go-kart e sono stato fermo poi per un paio d'anni, non ho più fatto gare né niente. Finché era un'estate, sì, era un'estate che eravamo in vacanza, io avevo questa motoretta, questo 125 che mi ero comprato a 16 anni e mio papà aveva la sua CB1000 6 cilindri devastante ed eravamo in vacanza in Croazia, un giro con la moto. Da lì, tornando indietro, tornando verso l'Italia, mio papà mi fa dai ti porto a vedere la pista, ti porto a vedere la pista di Rijeka. Io non l'avevo neanche mai vista, non avevo neanche idea di che cosa fosse una pista di moto, ma mi ricordo che appena siamo arrivati fuori eravamo lì sul cancello d'entrata e mi sono attaccato sulle reti, proprio come così che guardavo, era come l'America, come se avessi visto l'America e volevo correre assolutamente, quindi ho detto papà per favore fammi correre, troviamo il modo, devo fare 2 giri in pista, dobbiamo fare 2 giri in pista. Da lì siamo entrati in pista, abbiamo trovato un tipo che aveva una tuta usata, che ci ha venduto questa tuta usata, mi ha prestato i suoi stivali e i suoi guanti perché io chiaramente non avevo e sono entrato a fare i primi giretti col 125 in pista. Era un 125 stradale, quindi faceva 140 all'ora, mi ricordo che sul rettilineo c'erano questi missili 1000 che mi sfrecciavano a destra e a sinistra, così, io ero lì, però cioè, diciamo che avevo già capito che era bello, mi piaceva, cioè era una passione bellissima. Mi sono ingarellato subito con un ragazzino che aveva un 125 GP e mi ricordo che c'è stato il primo sorpasso all'esterno alla curva Rijeka, lì è stata veramente una goduria. 2 giri dopo è esploso il motore perché chiaramente non era una moto da pista, però vabbè. Lasciata lì, lasciata la moto in pista, tornata a casa insieme in 2 con la moto di mio papà e niente, alla fine questa era stata la mia prima diciamo, esperienza in pista col 125.
Da lì è successo che sono stato anche lì fermo un paio d'anni, perché poi comunque non è che c'erano le possibilità di far gare, di far cose, finché mi è arrivato questo 250 Sport Production, che l'avevo pregato, che ho fatto le preghiere cinesi a mia mamma per farmelo prendere, e l'anno dopo che ho avuto questo 250 mi sono iscritto alla prima gara del campionato Alpe Adria, che includeva anche il campionato Triveneto, appunto col 250 a Rieca. Lì sono state scene assurde, perché non avevo nessun tipo di esperienza, non conoscevo niente di cosa bisogna fare per preparare una moto all'utilizzo in pista, anche perché è molto importante avere un mezzo preparato, avere le gomme giuste, avere le sospensioni giuste per poter correre in sicurezza. Chiaramente io non avevo né esperienza né qualcuno che mi potesse dare delle dritte su come avvicinarmi a questo mondo. Quindi sono arrivato lì con la mia motoretta, col mio 250, con un amico, 18 anni, e mi sono iscritto alla prima gara. Mi ricordo che il venerdì, appena arrivato il turno di qualifica, il turno di prove libere, entro dentro e dico, beh, vado con le gomme da strada, con le gomme che ho su. Non è stata una grandissima idea, perché dopo 3 giri sono svolato secco, lungo, lì così. Quindi passato poi il venerdì pomeriggio, il venerdì sera a pregare la gente in giro, a darci una mano a sistemare la moto, un po' di scotch, un po' di fascette, due robe, e insomma praticamente dopo aver lavorato quasi tutta la notte siamo riusciti a metterla in piedi per le qualifiche del giorno dopo, del sabato. Primo turno di qualifiche, prima gara, emozionatissimo, niente, non avevamo fissato bene la pedana della moto, lì mi ha perso la pedana e è saltato anche il primo turno di qualifiche. Vabbè. C'era il secondo turno di qualifiche, per fortuna tutto a posto, la moto è stata in piedi, è stata intera, sono riuscito a farmi tutto il turno, qualificato penultimo. Prima gara ci sta, non è neanche ultimo, mi sono detto vabbè dai, penultimo ci sta, va bene. Il giorno dopo, prima gara ufficiale, chiaramente con le gomme giuste perché non volevo svolare di nuovo, sono partito e anche l'ultimo mi ha superato ed è andato via, cioè ero ultimo, non vedevo nessuno. E ho detto, vabbè, dai, dopo un attimo mi sono tranquillizzato, ho smesso di pensare, ho iniziato a divertirmi, a correre in moto. Da lì ho visto, dopo un paio di giri, ho visto l'ultimo in lontananza, e ho detto, guarda, adesso lo becco. Insomma, vado lì, tac, supero il penultimo, vedo ancora quello dopo, il penultimo, e lo raggiungo, supero il penultimo, terzultimo, quartultimo. Alla fine di 22 che eravamo sono arrivato 11°, prima gara, girando con i tempi del quinto, quindi è stata una soddisfazione, è stata una cosa stupenda che mi ha riempito il cuore di gioia, ed è stata la prima volta che ho avuto quella sensazione, sì, posso vincere, sì, è vero, è così, è come senti, non aver paura, non dubitare di te stesso, non dubitare della tua passione, ce l'hai, dai e vai. E così è stata proprio la prima gara che ho fatto. L'anno dopo, praticamente aver fatto questa prima gara con il 250, che era tra l'altro l'ultima del campionato, l'anno seguente, che era il 2006, mi sono iscritto a tutto il campionato e quindi mi sono fatto quelle gare del campionato Triveneto, ed è andata bene, perché poi è stato il primo anno in cui ho fatto tutto il campionato e ho vinto il primo campionato Triveneto nella classe 250 Sport Production, che è stata la prima, categoria in cui ho iniziato a competere. Da lì, nel 2007, l'anno dopo, a mio papà gli viene una brillante idea. Praticamente che cosa pensa? Dice, visto che ti piacciono le moto, avevo quindi 18 anni e stavo pensando a che cosa fare della mia vita, no? Cioè, mi ero iscritto all'università, facevo psicologia, però al tempo stesso la passione per le moto era grande, volevo riuscire a tirarmi fuori i soldi per correre praticamente. Quindi a mio papà gli viene questa brillante idea di aprire un'officina meccanica a Lauzacco a nome mio, dove eravamo io e un altro ragazzino, eravamo 18 anni, quindi non avevamo alba di come poter far funzionare un'officina, non avevamo clienti, non avevamo niente. Infatti dopo poco comunque i costi erano diventati troppo alti, quest'altro ragazzo anche non se n'era andato via, ero rimasto da solo in questa officina meccanica senza sapere cosa fare. Da lì praticamente mi è venuta questa idea di poter vendere, di poter commercializzare dei pezzi di moto. Ho detto, a me piaceva tanto usare il computer, ho una buona parlantina, potevo essere quindi un buon commerciale, conoscevo tutto di moto, e da lì mi sono detto, ma perché non provo a vendere qualche pezzo di moto su internet? E per caso ho trovato questo produttore di componentistica in carbonio, ho fatto un po' il raffronto dei prezzi di acquisto, dei prezzi di vendita che c'erano al momento, e lì ho visto che c'era margine, insomma, cioè che avrei potuto lavorare, e così ho iniziato praticamente, mi ricordo, perché io non è che avessi il capitale da poter investire per comprare pezzi, per comprare robe, però su internet tu in realtà vendi una foto, perché in realtà tu vendi un oggetto, vieni pagato e poi spedisci.
Quindi ho fatto una foto a questo pezzo di questo produttore in carbonio, l'ho messo su internet, l'ho venduto subito e con i soldi del primo pezzo ne ho presi due. Poi ho fatto le foto, ho messo in vendita i due pezzi e da lì è iniziato, diciamo, questo lavoro, che poi è un lavoro che include la mia passione, perché è la vendita delle componentistica per moto, dove io non sento i miei clienti come clienti, ma come appassionati, come me, come persone che condividono la mia stessa passione e che si fanno consigliare. Mi piace molto questa cosa, che posso consigliare in base alla mia esperienza che ho avuto nelle gare e nelle moto, poter consigliare ad appassionati dei prodotti buoni per la loro moto. L'anno successivo, praticamente all'apertura della ditta, quando sono riuscito, diciamo, a tirare fuori quei due soldini, mi sono preso la prima moto, cioè la prima moto seria, questo Yamaha R6, me lo ricordo, modello 2006-2007, che era un gioiello, proprio una moto da sogno, la moto preferita. Ho preso proprio quella lì e mi sono iscritto poi al campionato Alpe Adria, solito. E con questa livrea tutta nera, con questa moto nera col numero 666, magari tanti si domandano ma perché sto numero, per questo colore, cioè, no, ecco, voglio subito sfatare, non ho venduto l'anima al diavolo per vincere le gare, è una ragione un po' profonda, cioè del bene e del male, come, diciamo, io li vedo molto legati come concetti, il bene e il male, e se nella vita quotidiana c'è il mio animo positivo, il mio animo gentile, il mio animo generoso, diciamo, in pista no, cioè in pista c'è il mio animo cattivo, c'è l'animo nero, c'è l'animo scuro, c'è l'animo cattivo, c'è l'animo che non guarda in faccia a nessuno e che dà un badilate di gas, e quindi mi piaceva il fatto di avere la moto nera, mi sentivo questo coso tra il bianco e il nero, il buono e il cattivo. Poi il 666 è venuto di conseguenza perché è un numero ricorrente, non lo so, è un numero che mi esce ogni giorno, non so, io vado in palestra, mi metto sulla bilancia e peso 66,6 kg, vado a pagare l'assicurazione della macchina e pago 666 euro. È un numero ricorrente che poi legato alla moto nera ho detto perfetto, ecco, c'è il contrasto, bene, male, e quindi ho iniziato a correre con questa livrea e con questa cosa qua. Quindi è l'anno 2007, io sono con questo R6, mi iscrivo al campionato Alpe Adria, inizio a fare le gare e alla fine sono andato bene, cioè, all'inizio chiaramente sono partito indietro, ero penultimo, terzultimo, però comunque nel corso dell'anno sono riuscito a migliorare a tal punto che comunque a fine anno ho vinto il campionato friulano, e così è successo anche l'anno dopo, 2006-2007, dove ho corso con l'R6, diciamo con licenza italiana, e ho vinto questi due campionati regionali, quindi che erano inclusi nel campionato Alpe Adria. Da lì poi sono stato contattato da una squadra croata, da un team croato, e dal 2009 ho iniziato a correre con licenza croata. Praticamente è stata una fortuna perché in realtà è l'unico team, poi bene o male, che mi ha dato una mano a livello di moto, di supporto, per poter fare, diciamo, un salto di qualità nella mia carriera da pilota. E quindi l'anno dopo, nel 2009, ho iniziato a correre con una CBR 1000 di questo team croato, Team Migomoto. Guarda, facciamo un attimino la pubblicità. Ho iniziato a correre col CBR 1000, è andata bene, cioè era una moto bella preparata, mi sono trovato subito bene, ho iniziato ad andare forte ed è arrivato subito il primo titolo nazionale croato nel 2009, classe 1000. Ed è stata, insomma, una gran soddisfazione, davvero. Poi poter correre anche comunque con bandiera croata, quindi anche dalla parte di mio papà, insomma, era bello. Insomma, ho corso un po' con la parte italiana, un po' dalla parte croata, è stato molto bello questa cosa. Tuttora corro con licenza croata, perché poi in Italia è molto più difficile e hai meno aiuti, hai meno sostegno, diciamo, da parte della federazione. Mentre con la federazione croata, diciamo, sono molto gentili e presenti. L'anno dopo, 2010, ho cambiato moto, ho iniziato a correre con un RSV4, infatti lì, cioè, diciamo, devo raccontare questa cosa, che il 28 agosto del 2010 appunto è praticamente il mio secondo compleanno, perché in un turno di qualifiche ero in qualifica, mi ricordo, sul rettilineo, mi stavo mettendo sul rettilineo a Rieca, terza, quarta, quinta, 2,50, c'era un tipo davanti a me, a un certo punto questo qua chiude il gas e si gira. Come ti giri? Perché? Fatto sta che io tento di schivarlo perché stavo facendo il mio giro migliore di sempre, ho detto no, qua non chiudo, cioè io tengo aperto, lo schivo. L'ho schivato, ma per sfiga sono andato con la ruota davanti sull'erba a 250 all'ora sul rettilineo di Rieca, e lì praticamente si è chiuso lo sterzo e sono svolato, ho fatto un volo della Madonna, non mi fermavo mai non mi fermavo mai proprio di cadere, ed è una sensazione stranissima perché quando sei lì che cadi in pista è talmente veloce che tutto a frame, cioè e allora per sensazione sto volando, cazzo, sto volando,
sono in piedi, avevo proprio la sensazione di essere in piedi, di cadere in piedi. Un attimo dopo tocco il suolo, no, botte, pam, 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 da tutte le parti, stecche ovunque, finché mi fermo, mi guardo intorno e vedo subito la moto, però c'è il forcellone lì, i corpi farfallati lì, il serbatoio là, il motore là. Il primo pensiero è stato, domani come faccio a fare la gara? Era l'ultima gara del campionato, se io finivo entro i 10 vincevo il campionato nazionale anche l'anno dopo, però ero senza moto e con insomma un po' di deficit fisici, perché subito dopo aver fatto questo pensiero, la moto, ma dov'è la moto, dov'è la moto, c'è stato, e io come sto? Quindi mi guardo un attimino le gambe, sì, tutto bene, guardo qua, ok, tutto a posto, guardo il braccio, qua che si vede, forse non so se si vede, tutto mangiato col sangue che usciva così. Guardo di qua, c'era il buco con l'osso che usciva, così, mi sono preso male, non sentivo dolore, però mi giro, vedo l'ambulanza che viene verso di me, io con le braccia alzate che gli correvo e aiutatemi. Lì praticamente mi prendono, mi buttano dentro l'ambulanza. Tra l'altro, piccola parentesi, c'era mia mamma sul muretto dei box che mi ha guardato, ha visto tutta la caduta e pensava che fossi morto. Per fortuna l'abbiamo subito rassicurata, no mamma sta bene, tutti quei piloti che uscivano dicevano no ma tranquilla Franchina, Luca sta bene, non preoccuparti, lei verde, blu, non capiva più niente. Vabbè, mi caricano dentro l'ambulanza, mi portano nell'ospedaletto che c'è lì dentro il circuito, nella cosa medica, e inizia a cucirmi. No, mentre mi cuce il dottore, già gli dicevo dottore però io domani devo correre, Tommasini, ma dove vuoi andare con le braccia così, tutto rotto, ma cosa stai dicendo? Vai tranquillo, intanto non corri, poi domani ne parliamo. Lì mi cuciono, mi fanno, appena mi fanno, tutto bendato, esco dalla cosa medica e inizio a cercare una moto, perché io dovevo correre, il giorno dopo dovevo vincere questo campionato, dovevo per forza. Quindi vado in giro nei box, tu hai una moto, dammi una moto, finché trovo quello della scuola guida di Rieca, Ketz, un grande, e mi fa Tommasini, se ti serve una moto, ce la fai a correre, c'è la mia moto, io credo in te, vai, se il problema moto non c'è, vedi di metterti a posto. Quindi contento di questa cosa, vado a casa, lì nell'alberghetto dove dormivo, dolori infiniti tutta la notte, chiaramente, così nel letto. Il giorno dopo arrivo immediatamente dal dottore e gli dico, dottore, qua dobbiamo correre, io mi sento bene, anche se in realtà non mi sentivo bene per niente, avevo un male della Madonna, però ero lì, dottore, vede, muovo bene le braccia, non c'è problema dietro a piangere, magari una punturetta, un antidolorifico, un qualche cosa, no? E il dottore fa, sì, ma una punturetta di Voltaren, madonna, figurati, assolutamente. Quindi niente, mi fa la punturetta di Voltaren e niente, inizia a vestirmi, a mettermi sta tuta. Prova a immaginare con 8 punti di qua, 8 punti di là, mettere su questa tuta aderente, è stato un calvario, solo quello già ero morto, però era la passione, proprio la voglia di farlo, la voglia di farcela, il crederci. Poi un po' di giorni prima era svolato Valentino Rossi, lì al Mugello, si era rotto la gamba, doveva poi correre e anche lui poi aveva corso, tra l'altro con la gamba mezza rotta, io con 2 taglietti, cosa faccio? Sto a casa? No. Quindi praticamente messa la tuta, arrivato in griglia di partenza, che tra l'altro in quell'unico giro che avevo fatto buono nella qualifica prima di cadere avevo fatto la pole position, quindi partivo primo perché poi avevano fermato le prove. Quindi ero primo con una moto che non era la mia, con le braccia tutte martoriate, lì in griglia di partenza che ero lì che dovevo partire praticamente. Alla fine è andata bene perché ho chiuso sesto e così ho vinto il campionato. Ma questo più che altro per dire che se credi in te stesso puoi fare qualsiasi cosa, ed è una cosa molto, molto bella che ho capito grazie al mondo delle moto. Io vedo tante similitudini tra i valori e quello che succede nella pista e poi quello che succede nella vita reale. Io vorrei tanto essere nella vita reale come sono in pista, forte, deciso, sicuro, perché nella vita è difficile esserlo, in pista mi riesce più facile, quindi tento sempre di riportare queste cose positive anche nella vita normale. Dal 2009 ad oggi sono riuscito a far bene perché ho portato a casa 6 campionati nazionali croati. Tra cui praticamente nel 2013 sono riuscito a vincerne 2 perché ho avuto un doppio impegno, ho corso sia nella categoria 600 che nella categoria 125. Qui devo dire un grazie a Danilo, che magari mi sta guardando, che mi hanno supportato questo team di Trieste dandomi anche una 125. Quindi nel 2013 è stato questo doppio impegno, Cagiva Mito 125 e Triumph 600, è andata bene, sono riuscito a vincere tutti e 2 i campionati. In generale sono stati 6 i campionati nazionali che ho vinto, è stato bello che mi hanno inficiato anche di questo importante riconoscimento che è il casco d'oro,
dove tu praticamente in base ai campionati nazionali che vinci, se ne vinci 3, ti danno 3 di fila, ti danno il casco d'oro e sono molto felice, ecco, di essere riuscito a vincere anche questa cosa qua. Oltre a questi titoli nazionali croati, correndo chiaramente nell'Alpe Adria, che è questo campionato europeo, una volta ho fatto secondo, ero primo fino all'ultima gara del campionato, però all'ultima gara non sono riuscito poi a vincere l'europeo, però diciamo, un secondo posto è già un bel risultato, ecco. Quest'anno sono impegnato in una nuova avventura perché mi sono iscritto al campionato nella Coppa Italia, al campionato Dunlop, che è questo trofeo monomarca, monogomma, più che monomarca, dove corriamo tutti con le stesse gomme. È una nuova sfida dove spero di far bene, ecco. Cioè, i propositi sono sempre al top, poi vediamo cosa succede. Devo chiaramente fare dei ringraziamenti perché ci sono delle persone che mi stanno vicino, che mi danno una mano e che rendono tutto questo possibile, poi oltre chiaramente al mio sforzo, ma ci tengo tanto a salutare in primis i miei meccanici, Luca Zanuto della Peak Bike, che è l'officina qua di Udine, e il Doc Stroker, che è il mio compagno di vita, mio compagno di avventura, il mio migliore amico, che è da sempre che mi segue nelle gare in pista. È dovuto chiaramente un ringraziamento anche agli altri miei sponsor, quelli diciamo che mettono il grano, alla Safety Working di Andrea, alla Maziva Plus, che è questa azienda slovena dove praticamente sono dei distributori di oli, all'APA, i miei amici Francesco e Filippo, che vi saluto, grazie ragazzi, siete sempre i migliori. La palestra Fitness University, perché ultimamente sto latitando un po' dalla palestra, che ho avuto problemi alla schiena, allora sono un paio di mesetti, infatti se mi sente Fabio mi prende per le orecchie che sto latitando dalla palestra, però volevo dire grazie a Fabio, che è il mio preparatore atletico e che mi ha messo in forma, ecco, per le gare anche di quest'anno. Tutti poi gli sponsor tecnici che mi danno una mano col materiale, l'Amigo Moto, la Breaking, la Fabri con questi bellissimi cupolini, e poi sì, chiaramente l'azienda, la mia azienda, la 666 Carbon, che chiaramente mi dà una grossa mano, cioè una grande mano nel riuscire a fare tutto questo, e io tento di fare il meglio che posso, chiaramente è sempre quello il discorso. Io mi impegno in ogni modo nella ricerca degli sponsor, perché quello lì è sempre il tasto dolente, non ce ne sono mai abbastanza, è sempre una questione molto critica, le gare dipendono anche da quello, da quante puoi permetterti, da quante uscite puoi fare, quindi riannovero la richiesta, se qualcuno mai volesse darmi una mano sono qua e ci tengo molto. Ho un'idea in realtà anche per il futuro che mi passa per la mente, e vorrei fare dei corsi di guida, sostanzialmente dei corsi di guida in pista, vorrei poter condividere la mia esperienza con gli altri piloti, con gli altri appassionati. Mi chiedono in tanti, mi fai un corso, mi dai una mano, andiamo in pista insieme, insegnami a correre, quindi una cosa che vorrei fare è proprio questa, riuscire in qualche modo a organizzare, facendolo in maniera funzionale anche per le persone, dei corsi di guida sportiva in pista, ma a breve arrivo e mi ci sto mettendo. Se ci vediamo, se mi vedete in giro, fermatevi a salutarmi, facciamo 4 chiacchiere e niente, gas aperto sempre.